Noi da parte nostra, come prefetti, abbiamo ribadito l'impegno massimo a proseguire, sulla strada che abbiamo fin qui seguito. Avanti con l'accoglienza, il pensiero di sintesi del prefetto di Venezia, responsabile a livello regionale del coordinamento con tutte le prefetture venete per l'ospitalità ai profughi. Questo quanto deciso al termine del vertice lagunare, già è scadenziario da prima dell'ecatombe di migranti con almeno 900 vittime. A Cacornere incontro disertato da molti primi cittadini, compreso il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, che ha inviato un funzionario e che per la giornata di martedì 21 aprile ha decretato il lutto cittadino con la bandiera della città esposta a mezz'asta a Palazzo dei 300 e a Casugana. Nel frattempo in mattinata giunti in Veneto altri 50 migranti, dei quali 12 ospitati come sempre gratuitamente da Donaldo Danieli, che ora nel palazzetto dietro la chiesa di Ponzano dà alloggio a complessivi 51 rifugiati. Da Venezia intanto lo stop alla soluzione tentopoli e caserme dismesse, per il prefetto meglio puntare su piccoli gruppi. Utilizzando lo strumento convenzionale e quindi le strutture del volontariato, laico, cattolico, di altro tipo, e i piccoli alberghi. Quello che chiediamo ai sindaci è di poter, proprio perché sono vicini al territorio, alle comunità, alle persone, di poter condividere questa impostazione. Ma i sindaci con Manildo non ci stanno, nessuna polemica. Dicono, ma la politica dell'accoglienza va ripensata, i comuni da soli non possono farcela. Dello stesso pensiero anche Leonardo Muraro. Chiedono sempre l'impegno da parte dei territori, dei comuni, delle province, delle regioni, ma è una fotocopia che si ripete, è una cosa inaccettabile.